non dico inutile, ma poco più che inutile, andare a schiacciare qualche tasto in un Parlamento europeo che conta poco e nulla, beh, a quel punto diamo una valenza politica, io la vedo così, a questa carica di parlamentare europeo. La valenza politica è quella di un cittadino che ha subito un infame trattamento da parte della giustizia italiana. Allargherei il concetto dello Stato italiano, che adesso, sotto la scusa del fatto che lui non è stato assolto con formula piena, ma con ragionevole dubbio, non gli darà soldi o gliene darà 4 soldi che non servono a niente. E al di là di questo, quindi, oltre all'indubbia motivazione politica di questa vicenda, io lo vedrei un perfetto candidato anche per un minimo di risarcimento. Quei 15 o 20 mila euro al mese se li merita lui, molto più che altri, secondo me. Voi come la pensate? Candidato Beniamino Zuncheddu, lo votereste? Abbiamo 2 telefonate in attesa, per cui la musica di Mendelssohn la rimandiamo a dopo. Potete anche mandare i vostri messaggi o audiomessaggi al numero di WhatsApp 340 6709 659. Candidato Beniamino Zuncheddu alle prossime elezioni europee. Perché no? Allora, sentiamo le prime opinioni, le vostre opinioni, allo 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, sono Mario D'Arieti. Senta Buongiorno, Cainarca, Mario. io vado ancora più là, io faccio un'altra proposta. Perché non possiamo, la butto lì come idea, fare una colletta a noi ascoltatori italiani, chi può mettere 1 euro, chi può mettere 5 euro, chi può mettere 10 euro, quanti siamo? 100, 150 mila ascoltatori, raggruppiamo quei 200-300 mila euro e gli rimandiamo. Intanto per sopravvivere, e visto che lo Stato è così spietato del suo poveraccio, chi può una grande colletta della Rato, chi può mettere 1 euro, a seconda delle proprie possibilità. Chi ha più soldi metterà 20 euro. Cioè questa la butto lì come proposta, ecco, tutto qui. Poi volevo fare un'osservazione Cainarca, ma quella forse riguardo l'antifascismo. Questi si sono ridotti proprio alle abbiure, al rinnegamento. Cioè questo lo chiedeva il pubblico ministero Vicischi durante le purghe staliniane. Di che sei un controrivoluzionario, di che sei un reazionario. Oppure peggio ancora la Santa Inquisizione di Torquemada e del cardinale Roberto Bellarmino, che se non dice di essere antifascista, che facciamo? Alla Meloni gli stendiamo i tendini con le corde, gli mettiamo un cerchio di ferro in testa e gli schiacciamo il cranio, gli stappiamo le unghie. Loro non vogliono, e concludo, solo una biura così generica, loro vogliono l'umiliazione dell'avversario politico, vogliono l'annientamento della persona. Se la Meloni è stata fascista in gioventù e ci ha creduto sbagliando, sottolineo sbagliando, è stata in buona fede, cosa deve rinnegare? Cosa gli fanno? Siamo alla Santa Inquisizione? Possiamo schiacciargli il cranio con un ferro, fate voi. Ecco, grazie, scusi Steinato. No, grazie a lei. Ci sono altre 2 telefonate in attesa, io non voglio sprecare tempo, ma dare massimo spazio alle vostre considerazioni, visto che abbiamo una decina di minuti abbondanti. Sentiamo quindi le prossime telefonate, poi ci sono anche dei messaggi vocali, vediamo di gestirli al meglio. Pronto? Sì, ciao Giulio, sono Walter, buongiorno. Ciao Walter. Ciao, volevo dirti che Zuncheddu tutta la vita, ma non solo lui, c'è un sito che si chiama Errori Giudiziari, sul quale appaiono tutti gli errori giudiziari e ti viene la pelle d'oca. Pierluigi Pellegrini se ne approvvigiona spesso per la sua oltre la pagina. Esatto, è da lì che arriva l'informazione. E volevo dire, prima hai detto che i giornalisti non si possono arrestare. Va bene, i magistrati si possono arrestare, punto di domanda, perché a questo punto questa è la domanda. E l'altra cosa che volevo dirti, io sono di Castelli Calepio e stamattina ho incontrato un gruppo della 10ª MAS e poi un posto di blocco delle camicie nere. Volevo dirti questo semplicemente. Ciao. Allora, grazie. Scrive Pierangela da Milano: se il lavoro di Zanni e di Rinaldi lo consideri un mero esercizio di spingi bottoni, se fossi in loro mi incazzerei. Ora, naturalmente è chiaro che di Rinaldi, Zanni, eccetera, di molti parlamentari, io ho la stima di quelli che conosco, loro 2 li hai citati e condivido la stima nei loro confronti, fanno il loro lavoro. Però io parlavo in generale, il Parlamento europeo è un'istituzione che conta molto, molto poco.
conta quasi niente nel processo legislativo. Si chiama Parlamento, ma a differenza del nostro non legifera, cioè legifera sì, ma in termini diciamo di approvazione o meno di proposte legislative che vengono da organismi formati dai ministri. Quindi è un concetto diverso rispetto al nostro Parlamento. Pesa indubbiamente di meno. E in ogni caso era un esercizio retorico il mio per dire: ma voi non ve lo vedreste un signore, un cittadino italiano come Zuncheddu all'Europarlamento? Quello sì sarebbe un messaggio politico molto forte, perché se vogliamo parlare di spingibottoni, allora a questo punto anche il Parlamento italiano è diventato un luogo dove si spingono i bottoni e basta, forse ancora di più per assurdo di quello europeo, perché ormai si approva soltanto quello che viene da fonte governativa e da tanti anni ormai non è una questione di destra, sinistra, centro, è questione di tecnici, di Monti, di Draghi, di tutti quanti. Il Parlamento è una colita di gente che è lì a schiacciare il bottone, più o meno, insomma. No? Poi questo non vuol dire che non siano persone di valore, ci sono persone di stravalore dentro un'istituzione che serve a molto poco. E questo intendevo dire. Non volevo criticare Zanni o Rinaldi o gli altri eccellentissimi anche di altri partiti e validissimi europarlamentari, ma dire che secondo me, da cittadino, una persona come questa io lo voterei 10 volte, uno Zuncheddu. Sarebbe un risarcimento all'italiana, scrive un altro ascoltatore, ed è vero, ha perfettamente ragione, ma tant'è, il vero risarcimento ce l'avrà, speriamo, con la vita eterna, per chi crede, ma insomma, io direi che anche su questa vita il signor Zuncheddu si merita uno strarisarcimento. All'italiana, ha ragione lei, perché non è quello giusto, è quello che auspicheremmo e che magari potessimo dargli. Giovanni lo voterei immediatamente, anzi, visti i risultati ottenuti da Nordio, lo farei ministro della giustizia. Credo che sia uno che se ne intende. Boh, forse se applica il codice barbaricino, forse è meglio di quello italiano. Comunque, vogliono candidare la Salis alle europee per dargli l'immunità, ma quello che io so, l'immunità non è per chi è già in politica, perché altrimenti potrebbero darla anche mia moglie, suocera di Sumaoro e chi che sia, scrive Clara da Sondio. Io lo candiderei alle europee, lo scrittore Oscurati. Bravo Giulio, scrive un altro ascoltatore, la tua proposta ha una valenza politica ed etica rilevante, lo stipendio da parlamentare europeo è il minimo. Marco da Grate, io il signor Zuncheddu lo vedrei benissimo al Parlamento europeo al posto di certi personaggi. Intanto però abbiamo anche un audiomessaggio, una chiamata, sentiamo prima la chiamata e poi mandiamo il messaggio vocale. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni, buongiorno. Certamente che il cambio di passo ci sarebbe se si candidasse una persona come Beniamino, perché io ho avuto modo appunto di vederlo su internet e dà subito una sensazione di bontà e di dolcezza d'animo, esatto, che sono disarmanti. Esatto. Condivido nella questa politica impressione. italiana questo non va bene. Nella politica italiana questo non va bene. No, è un peccato capitale. Sì, perché non si candida anche a tutto quello che dicevi che sarebbe stato bello vedere sull'acquario su un bambino, invece già che ci siamo possiamo metterci dentro anche quello lì. No, non ho capito chi è, scusa, chi hai abbraccio. fatto riferimento, Gianni, ti ho sentito male, non ho capito di chi parlavi. Edoardo Albinati, quello del premio Strega, sì, no? sì, Che lo diceva del bambino, sì, già che ci siamo ci mettiamo dentro anche quello, poi ci si lamenta che poi la gente non va a votare. Allora, ti ringrazio Gianni, intanto prego la regia di mandare anche il messaggio vocale, teniamo le linee aperte sulla candidatura di Beniamino Zuncheddu al Parlamento europeo. Vi sembra una buona idea? Lo votereste? Buongiorno Pietro, pensate che ingiustizia, che Italia del cavolo. 70.000 euro a uno che non sa nemmeno cantare, che fa canzoncine del cavolo, e niente a uno che si è fatto 32 anni di galera. Cioè questa è l'Italia. È meglio non dire niente, se no va bene, ciao. Condivido assolutamente quello che ha detto Pietro in questo audio messaggio al 340, vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, 6709 659. Per la diretta invece 02 92 94 72 22. Beniamino Zuncheddu, europarlamentare, ce lo vedreste? Lo votereste? Vi sembra una cosa giusta? A me sembra assolutamente una cosa minima per una persona che è stata 32 anni in carcere in un paese come l'Italia, che adesso, in virtù del ragionevole dubbio, pensate che paradosso, è stato scarcerato, non c'entra niente con la strage di cui era stato accusato
e in virtù del ragionevole dubbio rischia di non vedere manco una lira o di vedere un tozzo di pane, un risarcimento ridicolo. Se questa vi sembra giustizia, 02 92 94 7222 per chi volesse intervenire in questo momento. Sentiamo chi è in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Roberto da Torino. Vi vorrei fare i complimenti di stamattina anche sul discorso che ha fatto Molinari sulla faccenda dei compensi che danno, mi sembra Fede ci ha detto sulla stampa 70.000 euro su Rai 2. 60.000 euro. 70.000. Ah, 70.000 euro per fare una trasmissione? Sì, una sola serata, no? Ospite tra l'altro. Ma il governo non interviene, niente, non fa niente nessuno, la Meloni, nessuno. Non riesco a capire questa cosa qua. E poi la faccenda del signore lì che si candida alle europee, mi appoggio al 100%. Se potesse votare io lo voto sicuramente. La ringrazio, buongiorno. Magari io lo voterei anch'io, di corsa voterei uno come Beniamino Zunchedo. Abbiamo un minuto di audio con il quale chiudiamo la nostra brevissima conversazione e poi ascoltiamo, no, se c'è qualche chiamata dalla regia la mandiamo in onda perché sono le 9.55, abbiamo ancora qualche minuto, altrimenti ci sentiamo l'audio e poi ascoltiamo anche per tirarci su musica hawaiana. Il 22 aprile del 1921 nasceva anche Philip, detto Gabby Painoi, chitarrista, cantante hawaiano, nasceva a Honolulu. E ascoltiamo un brano che si intitola Pua Kukui, il candeliere, inciso nel 1977. Ma sentiamo intanto l'audiomessaggio. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io in linea di principio sono d'accordo con te nella candidatura di questo signore, mi sfugge il nome. Tuttavia penso che nelle istituzioni europee, anche se tra virgolette contano poco, ci dovrebbero andare persone con delle competenze giuridiche, lavorative, fattive, importantissime anche le esperienze di vita, ma poi le leggi, quello che ci cade sopra la testa arrivano da chi sa fare le leggi, da chi sa fare le norme. Per cui ecco, sì, dal punto di vista morale, umano, sì, la vedo bene la candidatura di questo signore. Dal punto di vista tecnico forse no. Un altro mio pensiero è: questa persona ha subito un'ingiustizia, bene che sia lo Stato o quegli apparati che hanno creato l'ingiustizia a rispondere di questo. Grazie, buona giornata a tutti. Beh, hai perfettamente ragione, ma ha ragione anche quell'ascoltatore che scriveva via WhatsApp appunto un risarcimento all'italiana. E siccome purtroppo viviamo in Italia, bisogna fare le cose all'italiana, anche quando sono indirizzate, credo, al bene, al verso giusto. Per cui io all'italiana, uno come Zuncheddu lo voterei con 2 mani e 2 piedi. Tanti altri candidati assolutamente no, devo dire onestamente. Ce ne sono tantissimi che non voterei affatto e purtroppo saranno piene le liste di questi candidati che non voterei affatto. Intanto ci salutiamo qua, meglio hawaiani che italiani, e ascoltiamo quindi un pezzo di musica hawaiana. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio